Sound Verité, musica e parno dolci gusti. E buonasera a tutti che sono in ascolto di Radio Onde Furlane. Martars ai 13 di novembre dal 2018 e da che proprio in questo momento un nuove si spera meravigliose puntate di Sound Verité, musica e parno duci gusts, programma di informazione musicale, una sclavinata di chiacchiere che ogni marta sapont è presente le migliori novità per quel che riguarda il mondo di così chiamate musiche indipendente. Allora, qui Caltabaia è Reggio DJ, platata da dal mixer a mesce dai batons dall'argain di che altre bande dal veri il nestri lupe belli capelli, vuoi di besol ma più biel che mai ence se un calendariut di songs e plate la sua musica i miei voi che a podin dome intui la sua presince ma non podin vio di apponte i sei mustax, i pui lungs e sexy di tutto il Friul. E allora tacchin in spreghe ballon con il primo talk delle nostre serate di voi, loro sono The Picking Lights e il talk si chiama Noise of Life.
of Life, il rumor de vite. Qual è il rumor de vite? È un rumor bielo, un rumor che dà fastidi ai vicins di chiesa? Cui può saperlo, cui può dirlo e scopiargelo? Forse il nome de Picking Lights, costin ascoltant come in sottofondo, ma che come o spurtarin in chimone volte parzore. Grazie Gegio per darmi il 3 per entrare così in diretta nelle vostre orecchie, in diretta qui dall'Antenone di via Volturna Udine. Radio Onde Furlane come ogni martedì sera ci ospita e ci permette di arrivare a tutti voi, noi con le nostre voci aggraziate, ma possiamo rimediare con della sana, buona e bella musica, come questa bella novità di Picking Lights, questo EP che è uscito in questi giorni, che ci fa un attimo ricordare la bellezza della vita, la luce della vita, questa voglia di Ibiza, spiaggia, così, un cocktail. Ma no? c'è una biele taccia di vin denant di un panorama caminetto di monte, insomma, o un caminetto, un fogolato. Un tagliere con del formaggio, del salame, della polenta fumante, sta bene comunque. Ecco, quella queste robe musica qua è un evore tradizionaliste furlane, sì, bravo. E Picking Lights ci stanno benissimo, sì, mica una insomma, fisarmonica. Sì. No, tu sei proprio come i Popovic, ecco. No. Però insomma Picking Lights a Sburting come une fieste che si butta in stagliare dai Trio Pacai o dai Popovic. Beh, sai che c'è un fil rouge tra me e Popovic, però non lo svelo. Parentate coi Popovic. Acquisita. E unedì e scoviargiarin chi ste robe Il ca. tutto. Ma il intanto tutto. disin che chi usgnotin che la di Radio Onde Furlane o sin dome in doi il sì. nestri fubbricare storico ahimè alla scognut schiampavie parce che insomma non ha potuto restare con noatri si nesti DJ Lavezzi e in lui alle vue insomma DJ Lavezzi è sempre in fuga, è sempre in fuga. Escape from Radio Onde Furlane mi mandico une bussate stesse e quindi restin io Geggio DJ e il BL Mustacchiat Lupe Belli Capelli. Grazie per i mustacchions. Spero che questa diretta che potete guardare dalla nostra pagina Facebook, quindi trovate il link addirittura da YouTube, c'è una bella diretta della trasmissione. Spero che queste luci che qui la parte tecnica di Radio Onde Furlane ha installato all'interno dello studio mi rendano abbastanza bene, che non si veda troppo la steppiatura o comunque la vecchiaia, e che i baffi vengano fuori come sono sempre venuti fuori, abbastanza quasi folti. Quasi. Dai. Bene, allora, partenza così sognante con i Picking Lights, ricordiamoli, il duo maritato, così per usare un termine friulanofono, come che maridà. i fiumi di parole, come si chiamavano? I Jalis. Erano coppia? Erano omp e femmine. I Jalis e i Picking Lights con un'attitudine dai confronti delle musiche un ticchino diverse, sì. Però anche loro come i Jalis omp e femmine uniscono dome da un anel d'intorno al date, ma anche di passione per musica. Uniti per la musica, come si direbbe, uniti perché la musica è per sempre come un diamante. Une vite per la musica, une vite per la moto, parafrasante una grande canzone di qualche anno fa. Tanta verità. Bene, allora... Tanta verité, forse. Tanta verità, sound verité. Troppe parole, ok. Fiumi di parole. Sì, infatti. Allora, ricordiamo l'EP dei Picking Lights, The Sea of Sand, è un'uscita proprio in questi giorni per un'etichetta olandese che si chiama Dekmantel, e la potete trovare appunto in streaming,
in download in formato digitale, quindi fatevi un bel viaggetto. Rimaniamo con bei suoni anche qui sognanti, però in un ambiente molto più oscuro, molto più fatto di dolore, ma quasi di dolore, avvilimento, ma Dio, vediamo dopo se ci sale un po' di avvilimento. Matthew Dare sì, si rifà a una sorta di avvilimento oscuro di un ambiente musicale che era caro agli anni 80, un po' David Bowie, un po' David Byrne per quanto riguarda il suo tono vocale, però gli ambienti che ricrea sono quasi molto più Nine Inch Nails, quel lato oscuro molto morbido, dove è una palude che si entra e chissà se si esce. E quindi proviamo a entrare. Chiatis l'omp de palut che ti muarte, insomma. Sì, l'uomo alligatore. Alligator Man. Sì. Il fantata alligatore. Ecco, oggi è una giornata in cui si è parlato molto di fumetti e di personaggi che hanno fatto la nostra infanzia. Vediamo se in questo mondo che ci offre Matthew Dare con questo nuovo album che si chiama Bunny, che è in uscita in questi giorni su Ghostly International, ci porta in questo ambiente. Vediamo cosa viene fuori. Il pezzo che abbiamo scelto, caro Geggio, si chiama Before I Go, prime chi vadi, che il ca alle Matthew Dare. More time with you.
sonors che si disfin in tun massalizzi di ritmo e appunto sonoritas jenfri il danzerino forse in qualche maniera e appunto il involuciamento da un sium sonor che è il di Matthew Deere con il talk Before I Go che in chimo in sottofont al vaindenante intant che ottabain chi sui microfonos di Radio Onde Furlane, Sound Verité. Sì, hai detto bene, caro Geggio, danzerino, anche perché il nostro Matthew Deere è nato in quel periodo degli anni 2000, il suo primo album 2003, vedeva la luce in quel periodo storico in cui la dance, l'indie dance così chiamata, nasceva un po', c'erano gli Hot Chip, c'erano comunque intanto si sentono delle voci che danno Vose abbastanza di Frutins che assiare il talk di Matthew Deere. Sì. Tu dovresti di essere usata gli svos di Frutins. Sì, ma Lupino. c'è un riverbero un po' strano che non ho in casa. Prove a portato fie in cantina, la sale lì per 40 minuti e tu vedi che tu senti si stessi su noi, non sta preoccupati. Buon, proverò stasera. Prove, fantastiche. Allora, sì, dicevo, da questo spove mangiate. Questo è il settimo album per il nostro produttore proveniente dal Texas appunto, come si diceva, ha avuto un inizio carriera caro a quella scena dance indie, cara un po' agli Hot Chip, Semi Mobile Disco, era quello il periodo. Infatti è stato collaboratore anche con Tiga nella produzione di vari mix e singoli. E diciamo che le sue influenze sono andate via via spostandosi in ambienti molto più quasi personali, più oscuri e così con un connotato molto riconoscibile. Benissimo, intanto che insomma tutta bais mi è venuto al chiave che ho quindi insomma in pensare di riguardare che sono in ascolti di Radio Onde Furlane che in grazie dai sforzi titanics dal nostro Dretto Masin o in dirette YouTube nu e popò di mancul io non sapevo che si potesse fare una diretta con YouTube ma in grazie dal nostro Dretto Masin o in diretta YouTube e insomma lei ta sgarfa ence su Facebook che ha supa YouTube parvio di c'è i mustax dal Nestri Luca che sono insomma un monumento di natura come gli sequoias de California. Infatti. Speriamo che non venga un fuoco assassino a bruciarmeli, ma comunque tante a torno a cresci in 4-5 giorni a torno in fuoco, ma tranquilli che domani mattina me li taglio, una biele pomade e tu sei sapuesto non sono presentabile più. Vabbè. Dai, andiamo con il tiarch di queste prime parti, parce che il team non smuart i genovi. Ecco, e so che eri anche un po' incuriosito da questo pezzo che ti propongo. Intanto tacchino con la pronuncia giusta dal nome dal progetto. Thug Gang. E sto mettendo il dito davanti. Thug Gang. Vabbè, dai, Sis Mancul. Traducilo. La gang dal pensat, dal pensir, insomma, ecco, il groppo dal pensir. Però è una gang. Coniugazione in... C'è avuto di no, ok. È tutto... Think, thought. Ecco, bravo. C'è musiclamia, insomma, il paradigma dal verbo inglese. Bravo, infatti volevo sentirti un attimo più studiato. Ecco, dietro a questo nome così studiato c'è il progetto studiato un gran ciurviel di due grandi cervelli, addirittura quello di David Lynch, il regista, e di Angelo Badalamenti. Non Tano, ma Angelo Badalamenti. Tutti e due sono accomunati da una collaborazione pluriennale. La più storica è quella di Twin Peaks, perché Angelo Badalamenti aveva fatto le musiche e il nostro David Lynch il regista.
Bravo. Ecco, proprio quello. Dovremmo fare, che c'è su una radio nazionale, fanno questo piccolo sketch in cui c'è uno che cerca di imitare un pezzo e un altro deve indovinarlo. Tipo Smoke on the Water, sì, dai. Spanish Bombs, che lì, insomma. Sì, proprio quello. Starway to Heaven. Beh, già quello voglio vederti. So io, insomma, Money, che insomma tu Sibilotis sotto la doccia. Bravo. Allora, sì, dicevo, i due sono accomunati da questo progetto jazz e dalla passione per il jazz e comunque da un immaginario che potete immaginare bene David Lynch, come potrà immaginarsi un immaginario, e Angelo Badalamenti come può orchestrare, come può produrre musicalmente queste immagini. Talk Gang è uscita in questi giorni su Secret Bombs, omonimo il titolo, e quello che abbiamo scelto si chiama A Real Indication.
sewer where the rain goes down. Like this girl I once knew, 'cause the sewer is so hollow. The air could last forever. Like the night my girl went away, gone off in a world filled with stuff. Lights start changing and there's wires in the air, and the asphalt man is all around me, and I look down and my shoes. Un tabaiac alle quasi ci un po' di un comizio, si può dire di Partalian, che stiamo ascoltando in sottofondo, cantato e suonato di Thought Gang, appunto la band che vi ho Badalamenti e Lynch, che si mescede in l'un con che l'altri a sburtare una sonorità jazz funketone che insomma si mescede dal talk a real indication. E come signor Lupe, che tu hai il microfono di art come il gno ci vino di fa. Beh, sarà ore di là attacca con le pubblicità. Sì, ma col spittin che al finisce il talk e allora non so, se allora, vuoi stiamo qui un attimo, ci guardiamo nelle palle degli occhi ed ecco. E allora disin che alla come fine. esattamente e come ti fate il scherzo de anin con la pubblicità e disin subite la neste parole d'ordine che è benissimo. Onde Furlane Spot. Chiale c'è aziende che ste dalla macchinute adoprin la telemetrie per chiattà la strada e poi curte per implare i macchinutis senza stracciare bes e benzina. Se tu c'hai idee la telemetrie Seppo, ma il caffè, Isalbo? provin, no? Alle bon. Allora c'è mutere che dal metro per televisione con la benzina, CDA, une aziende collaborative. Para un caffè a me del territorio. Hi guys, you know what I mean? Sonverite is coming back. Yeah, really, Sonverite, your favorite radio program. Rock and roll and go, new fresh music, good food, good beer, pretty girls, pretty boys, and a lot of big surprises. What are you looking for? Oh yeah. Ma ci dite che fantate? Dome che ogni marta si attaccata a Siet Sere fin bot, tu puoi ascoltare Sound Verité, musiche parlo duci gus. La radio libera dai furlans. Sound Verité. Radio Onde Furlane. 90 MHz. Just give me indie rock!
queste trompette così insumiante viarce le seconde parti di Sound Verité di Vue, Martars ai 13 di novembre dal 2018. Qui suoni in questo momento la trompette, beh insomma che i fantacins che duce duns si chiamano Beirut, con il talk che si chiama Gallipoli. Sì, una città tal non dal gruppo, una città tal non di Chiancion, ma anche tal non dall'album New dai Beirut. Sì, bravo Geggio, buona scelta e bentornati qui in diretta a tutti voi ascoltatori. Avete avuto questa anteprima del nuovo album dei Beirut che uscirà non prima dell'anno nuovo. Mese di febbraio 2019. Quindi non diciamo niente, che l'abbiamo messo un po' in anticipo. Beh, insomma, comunque il singolo era stato dato alle stampe, quindi alle state sburtate, ricattai su YouTube, tu là così come in diretta. Ecco, ricordiamo, seguite la nostra diretta su YouTube, trovate il link sulla pagina di Onde Furlane, quindi se volete andare sulla pagina Facebook basta che cerchiate Radio Onde Furlane e viene fuori la muse il nostro faccione. No. C'è anche la tua, caro purtroppo, hai una piccola telecamera. Sì, si vedono i bruffoli dal Cernelli. Ma insomma, di Singalc, ritornato Fantacin. Di Singalc di Kist New Disco che cari un par di mesuzza Saltrafur il single, o come dice il direttore Lugnul, che le pene è saltate pure, appunto, si chiama Gallipoli perché che i Fantacins Beirut, da spove girata a Torpalmonte, e si stas in America, ti la Caribbean, in quel di Berlino in Germania, lo che sono stati spes, e hanno attaccato a girare a Palmonte, a son venuti a registrare appunto a chi? Tal sta italiano in Italia e hanno registrato il loro album in tune Massarie, qui sa, però insomma in un puesta vonde imbusat lì tal Salento e una sera l'antator da una session di registrazioni in quel di Gallipoli ci hanno veduti Fantacins Beirut capitanata dal nestri Zach Condon, un buon piatto di pesce crudo, quel Luconte ma non tanto tabaiante di pes ma di pizza, paste sute e panzerotti. E panzerotti non lo sai, non lo ha detto. Però allora. Non si può pensare che avete mangiato in cecchei. Beh, insomma, disin che eri a Gallipoli e era insomma une ore sotto sere e hanno veduto c'è tal miec dalla città vecchia di Gallipoli una processione con il sant portate di tutti i line del paese, il predi insomma che al bene di veduti e une bande di otons che viaggiave insomma e queste processioni. I nesti se sono restati qui voi insomma spalancati sviarsi come che di un fruttins denante di une maravè e insomma sono tornati tal studi e hanno attaccato a scrivi e subito da ora registrare queste chiancioni che appunto si chiama Gallipoli, ispirata ai sunors e alla processione di queste insomma citate de Puglie. Disin che insomma i sunors riguardano c'è tanti loro springs lavori sulla che i fias, trombi, senodome e che pavino una parte importante in particolare perché riguarda sonorità su Tichinin Balkan est europeanis. Però insomma l'ispirazione in Chiscasa è poi mediterranea e allora è quella delle processioni. Spietin insomma l'album Parintir ma intanto Beirut a Samein vecchiatato una nuova ispirazione da un par di lavori che insomma un ticchinin acciueteavin, ecco spietin a ponti il lavoro in tir. Beh, per i romantici all'ascolto forse non accetteranno questa tua definizione di album precedenti un po' zoppicanti perché erano carichi, hanno fatto innamorare più di qualcuno in quegli anni. Il secondo, ma da sposi sono per me, sono un ticchino perduti, in particolare dall'ultimo lavoro, ma non è importante. Ma tu sei un criticone. Sì, un pucefadie che però al rompe gli sbali. Ecco, vecchio. E come... E adesso andiamo a ascoltare sempre una novità intima, diciamo, perché il suo lavoro solista, lui si chiama Jay Mashis, non è altro che il cantante e chitarrista dei Dinosaur Junior. Mashis come il giocatore da Luding.
Buco udinese. Buco Rai. Udinese. No, non sapevo che ci fosse un giocatore, ma tu giocando a quel gioco stupido che si chiama Fantacalcio. Ti dice come chist che un a la dit taludin a giuin maciste e King Kong e tu hai di scuviargi il parcè. Ecco, ti dice come chist. O chi è? Vabbè. Cir. Vabbè, e quindi parliamo di un'icona per quanto riguarda il suono dei Dinosaur Junior, famoso per i riff, famoso per la sua impronta così, di quel suono che ha fatto l'infanzia di tutti noi dagli anni 80 fino a qualche tempo fa, perché il ritorno dei Dinosaur Junior del 2016 è stato un ottimo ritorno e si è dato ormai, questo è il terzo suo album solista, si chiama Elastic Days e vede comunque la luce per un bisogno interiore proprio di mettersi a nudo, anche togliere quelle barriere che gli erano state messe o comunque si era costruito con i dinosauri, e quindi adesso è solo lui, Jay Machis, con la sua Fender, spesso e quasi sempre con l'acustica, e c'è sempre e quasi spesso un suo bellissimo assolo, parla di sentimenti, e quindi lasciamoci andare ai sentimenti di Jay Machis e andiamo ad ascoltarci il singolo che dà il nome anche all'album, Elastic Days. Lui è Jay Machis. Driving on, trying to meet you, feeling out when I need to. Let's expect no more than all elastic days. Hold your feelings back for all elastic days. Trimming on, tried to meet you, piled it all aside for all elastic days. Feel the need I tried for all elastic days. Elastic days. Elastic days. Elastic days. I'll meet you headed down, and then I'll leave you, and the sky is back to all elastic days. Wheels came off, I don't know what to say.
It all made some sense if you know what to play. But I lost the plot of all elastic days. Ci sono gli Elastic Days, qui lo sa, ma intanto vi ascoltate la voce di Fantat che noi ha di domanda che altri spacci calzati e si bulo. E qui al chi sbulo nostri J Mashes con il sottocca Pont Elastic Days. Sì, hai detto bene, non ha niente da dimostrare, anche perché dopo una carriera ormai lungimirante, perché il nostro è una classe 1965, classe di ferro, e questo è il terzo album suo solista. Nato al rombo del cannone. Sì, ah no, questi sono altri. Beh, nel 65 magari è nato al rombo di qualcos'altro. Dal funk atomic. Sì, infatti. Io. Beh, comunque questo Elastic Days è il nuovo suo lavoro solista, quindi ascoltatelo che vi riempirà il cuore. E come un altro Fantat, o mio ex Fantat, di Sina Veritat, che anche lui non la puice tanto di dimostrare la int, parce che l'ha donata e donata. Sì, c'è tante bielecce. Io è da un po' che ce l'ho lì e non ero convinto, perché io ho un rapporto un po' strano con i Radiohead e non so, non me ne vogliano voi che siete così appassionati. Voi, tu e Andrea. Io e Dre. Ecco. No sing i miors fans dai Radio, tu lo sapevi? Lui lo sapeva, io non lo sapevo, però vabbè. No, ma cioè, non che non mi piacciono, anzi, cioè, devo dire, band seminale e band che senza di loro veramente la musica di oggi non ci sarebbe. Però trovo sempre difficile perché non mi reputo all'altezza del poter parlare non di sta loro. Ma non è. Allora, in questo caso qui colgo l'occasione di la colonna sonora di Suspiria che ha fatto Tom York per il nuovo film di Luca Guadagnino, il bravo regista italiano che comunque è conosciuto quasi più all'estero che qua da noi, anche perché lavora molto con produzioni estere, anche se gira quasi tutti i suoi film in Italia e ha voluto riprendere in mano il classicone di Dario Argento, Suspiria, e riproporlo con un cast anche in questo caso molto interessante. C'è di nuovo Tilda Swinton e Dakota Johnson, hanno già lavorato con lui. Questo film che comunque va a ripercorrere la classicità di Dario Argento è stato contrappuntato dai suoni di Tom York, quindi il nostro ci ha messo zampino, ha fatto un buon lavoro, e tra il buon lavoro volevo farvi ascoltare il pezzo che si chiama Unmade. Lui è Tom York. A lei. Yeah.
York, Unmade, No Fat, Strafat, qui lo sa. Intanto il tocca l'ere pardabon dilatat, oniric, un ticchinin strampalat, te maniere insomma di essi componut, ma insomma il nostro Tom York alla sempre una grande classe. No, devo dire più che strampalato, bello teso, perché se si pensa che è stato composto per musicare le scene del nuovo film di Guadagnino, nuovo film, il remake di Suspiria, celebre film della tradizione di Dario Argento, perché diciamo che la tradizione Suspiria e Profondo Rosso hanno fatto le basi di un certo cinema che è conosciuto in tutta la galassia. Di paure. Sì, devo dire che non so se ho lo stomaco, non ho pelo sullo stomaco per andare al cinema a guardarlo. Ma tu lo hai sparsore dei lavri, perché si chiama Mustax. Dai, sospiri di Mustax. Bene, Mustax allora, Power. Allora, momento eventi per la settimana, vi andrei a segnalare un bel concertino per rendere la vostra vita positiva. Giovedì sera dalle ore 21 presso il Circolo Arci Mi Scappa abbiamo Larry Yes e Bob Korn. Un bel folk, una bella cantata lì in piedi facendo il trenino per il locale, come è solito fare il nostro Bob Korn e come è solito fare anche Larry Yes con la sua botta di positività. Quindi... Bob Korn che saresti insomma Robbie Blave per Furlan. Sì, è Larry Yes. E Larry Yes e saresti Lorenzo, sì. Cui se no, bene, quindi è una conferma di una serata all'insegna. Robbie Blave, ma che da me Dario Chat,
Ok, quindi siateci presso il circolo Sicci. Mi scappa giovedì sera dalle ore 21. Bene. In via Bertaldia, in via che Bertaldia, di Udin. Insomma, di Udin, in bande a via Longhiaria. Insomma, Sì, ecco. sì. Circularci, disinlu. Ottimo. Allora andiamo a chiudere con un nuovo estratto dall'album che stiamo ascoltando in questo mese di novembre, mese dell'oscurità, e non potevamo scegliere che il nuovo lavoro di Julia Holter, questo lavoro che ha un titolo un po' inquietante, che è Aviary, e abbiamo scelto un pezzo che va a confermare la qualità del lavoro, però anche la durezza del concetto, e quindi I Shall Love You. Lei è Julia Holter e noi e conquista Chiancion o vini di Saludin. Mandi ad che restate ascolti di Radio Onde Furlane. Salverite al tornerà Marta Scalven sempre a 7 in repliche alla Sabide tal dopo misdì a 3 e miegge Pluio Mancul, un ebusade al nestri fu precario storico. Sì, un abbraccio. Un ebusade al nestri di DJ Lavezzi e Ti Lupe Parcenò di un ebusade e un grassis grazie ad Andrea Tomasin. Andrea Tomasin per il suo support tecnic e a Onde Furlane come sempre. Ma Onde Furlane ha di grazie a Sound Verité. Non sta a dirlo al direttore. Benissimo. Benissimo. Mandi. I am in love. What can I do? That is all, there's nothing else. Who cares what people say? Who cares what people say? Why do you squander
Onde Furlane Spot.